vincere per dar seguito al periodo positivo per la Pirossigeno Cosenza, vincere per dare lo sprint decisivo per arrivare in Final 8 per la Fortitudo Pomezia. Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, un cordiale buonasera da Cristian De Nicolò e benvenuti dal Pala Cosenza per Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia, gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A di futsal. Punti pesanti in palio tra le due formazioni, come sempre non sono solo, al mio fianco c'è mister Giuseppe Alfarano. Buonasera mister e benvenuto. Buonasera, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Andiamo rapidamente a vedere quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo, partendo dai padroni di casa della Pirossigeno Cosenza, che portano solo Del Ferraro indistinta tra i pali. Torna titolare dunque il portiere romano. Lo Conte ha accusato un problema nella trasferta di Avellino e dunque quest'oggi non sarà a disposizione. Poi ci sono Adornato, Gabriel, Capitan Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipigno, Jefferson, Restaino, Pedrigno, neoacquisto, prima partita in maglia rossoblu, e Anderson Cabeza. Risponde invece la Fortitudo Pomezia di Gianfranco Angelini con Molitierno e Alessio Gattarelli come portieri, poi Daniele Gattarelli, Mentasti, Ruggero Lopez, Tiaghigno, Bueno, Michelangelo, Cutrupi, Cutrignelli, Raubo e Dudu Alano. Squadra al completo, rimane fuori Matteus chiaramente per la regola di non formati. Mister, parola subito a te, che partita aspettarci? Vabbè, ci aspettiamo una partita importante sicuramente, una partita ad alta intensità come è successo nelle ultime prestazioni viste qui al Pala Ferrara. Due squadre che devono comunque conquistare i 3 punti, la Pirossigeno perché comunque ha un trend positivo da 2 giornate consecutive, quindi andrebbe a fare un filotto di 3 vittorie che la porterebbe in una situazione un attimino un po' più tranquilla, e loro che si trovano a 17 punti, ovviamente vincendo portano a 20 il loro punteggio e sperano sempre di più di poter far parte di questo gruppo playoff. È iniziato il match con il primo pallone mosso dalla Fortitudo. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti. Fortitudo che si schiera con Molitierno, Dudu Alano, Bueno, Michelangelo e Ruggero Lopez. Risponde Leo Tuoto con Del Ferraro tra i pali, Gabriel, Jefferson, Pedrigno che parte subito titolare dunque, e Anderson Cabeza. Qui Ruggero Lopez prova a toccare la sfera per Michelangelo ma viene anticipato Pedrigno, scappa sull'otto di sinistra fermato da Alano, quindi Bueno, la carica di Gabriel su di lui, regolare secondo il direttore di gara. L'ultimo tocco è dell'ex giocatore del Mantova, rimessa laterale prima del match a favore dei rossoblù. Jefferson in battuta, pallone per Gabriel, ancora Jefferson che non ha lo spazio per calciare, poi prova a imbucare, deviazione della retroguardia momentina, allontana Ruggero Lopez. Del Ferraro mette palla a terra, poi Jefferson, si fa vedere Pedrigno, pallone impreciso per Gabriel, in questo caso rimessa laterale per la Fortitudo. Bueno tocca per Michelangelo che calcia e trova l'intervento di Del Ferraro da quel lato lì, dal lato di destra. Qualche giorno fa è nato il gol del momentaneo 2-1 della Fortitudo contro l'Ital Service Pesaro, proprio con Bueno che con una suolata all'indietro ha servito Michelangelo, il quale a 2 tocchi ha calciato con il destro battendo Ricondi e trovando il gol del 2-1. Poi la Fortitudo vinse 3-1 grazie al gol di Gattarelli, servito da una splendida giocata di Tiaghigno. Ma torniamo sul presente, Michelangelo da Bueno, pallone per Ruggero Lopez, tallonato da Gabriel, curiosità anche per questa sfida nella sfida. Tra l'altro la Fortitudo Pomezia che sta basando i propri successi, i propri punti su Ruggero Lopez, pivot sicuramente molto statico. Beh, è molto statico, è il classico pivot da 3-1, quindi giocano naturalmente su di lui per andare a lavorare poi di rimorchio, di transizioni. Qui Bueno nel frattempo perde il pallone, recupero di Cabeza che mette a sedere un avversario e calcia. Il recupero di Bueno è decisivo, prima occasione da gol per i rossoblù dopo 1:33 con Anderson Cabeza. Sì, stavo per chiudere il discorso dicendo appunto della differenza che c'è tra i due pivot, uno molto statico, molto fisico, per il classico 3-1 che va benissimo al Pomezia di Angelini, l'altro un po' più... Qui Ruggero Lopez proprio a tentare la conclusione, arriva la chiusura di Pedrigno. Dicevi molto più statico Ruggero Lopez, sì, molto sì, più di movimento molto Anderson più Cabeza. Bravo. Pallone dall'altra parte per Michelangelo che si coordina, trova la deviazione di Pedrigno che poi ha anche lo spazio per andare in avanti. La chiusura del campione del mondo portoghese, rimessa laterale a favore della formazione di Tuoto.
Pedrigno al debutto, tra l'altro con la maglia rossoblu, arrivato praticamente 2 giorni fa dalle Così di Genzano. Sicuramente una pedina in più per Leo Tuoto, che può essere molto importante. Controllo e destro di Cabeza, pallone che è terminato sul fondo. Stavo notando che comunque rispetto alle altre partite questa è un attimino una partita, come dire, più attenta. Le due squadre si stanno studiando, mentre nelle precedenti partite c'è stata quella partenza adrenalina pura da parte delle squadre che si sono affrontate su questo parquet. E ci sta pure, ovviamente, per l'importanza dei punti, proprio quello che abbiamo detto prima. Anche perché sono le ultime 3 giornate del girone d'andata che stabiliranno poi quelle che sono le 8 che andranno a disputare la Coppa Italia. Certo, per la Pirossigeno Cosenza probabilmente è tardi, aritmeticamente sarebbe ancora possibile, ma è un qualcosa di molto complicato. Sì. La Fortitudo Pomezia è lì. In questo momento l'obiettivo della Pirossigeno è quello di uscire dalle zone calde della classifica. Assolutamente. Tu hai fatto alcuni calcoli, alcuni conti, voglio dire, arrivare a far vincere queste altre 3 partite potrebbe anche non essere sufficiente per far parte del gruppo per la Coppa Italia. Dall'altra parte invece c'è un Pomezia che... Bueno alla conclusione, pallone che termina alto. Dico, c'è un Pomezia che fino ad ora, voglio dire, non ha deluso le aspettative, una squadra costruita per puntare ai playoff e in questo momento con i suoi 17 punti è ben salda. Anche perché non vogliamo fare, chiaramente, non vogliamo immergerci in calcoli matematici complicati, ma quota 17, 4 punti potrebbero essere sufficienti ai ragazzi di Angelini per entrare in Coppa Italia. Sì, voglio dire, sono due squadre che in questo momento sanno le idee chiare, cioè sanno quali sono gli obiettivi che devono raggiungere. Quindi da una parte una squadra che lotta, ripeto, per uscire dalla zona calda della classifica, dall'altra una squadra che deve consolidare il posto per i playoff. Pedrigno, pallone per Trentin che non arriva a destinazione. Lo stesso Pedrigno a fermare Ruggero Lopez. Debutto di Trentin ad Avellino, subito con assist per Felipigno, assist anche delizioso di Suola. Anche ad Avellino abbiamo visto comunque una squadra solida dal punto di vista difensivo, che è il marchio di fabbrica di Mister Tuoto. È una squadra che poi, grazie al gol di Felipigno, è riuscita col minimo, non col minimo sforzo chiaramente, ma col minimo scarto, col minimo punteggio, a portare a casa 3 punti fondamentali. Vittoria per 1-0 dei ragazzi di Tuoto venerdì al Pala del Mauro. Punizione. In un campionato livellato verso l'alto, l'abbiamo sempre detto, e i risultati della settimana scorsa appunto lo hanno confermato. Ruggero Lopez perde il pallone e poi lo ritrova alla fine, allontana Gabriel, livellato verso l'alto, e adesso anche le formazioni di bassa classifica, Legacy, Pirossigeno Cosenza piuttosto che Ital Service Pesaro, con la sessione di mercato appena trascorsa si sono rinforzate e stanno dimostrando di poter dare veramente filo da torcere a chiunque. Assolutamente sì. Adesso non c'è una partita dall'esito scontato, lo abbiamo visto. No. Pure venerdì il Benevento è andato a Genzano a prendersi un punto fondamentale, era sotto 3-1, è riuscito a rimontare fino al 4-3, salvo poi subire il pareggio di Bissoni. Voglio dire, anche la finestra di mercato appena aperta in questo, ti porta a ragionare in quest'ottica, cioè tutti vogliono raggiungere determinati obiettivi, chi salvezza, chi coppa, chi playoff, e quindi voglio dire il roster si rafforzano e il livello ovviamente sale, si alza. Bavaresca a servire a Felipigno, converge il calcio a doppia deviazione, poi alla fine blocca Moliterno. La sensazione in questa stagione è che probabilmente chiunque retrocederà, sicuramente sarà mediamente più forte rispetto alle retrocesse degli ultimi anni. È la conseguenza logica di quello che abbiamo appena detto. Livello più alto, quindi di conseguenza anche le squadre di bassa classifica hanno un roster più importante rispetto allo scorso anno. Prime rotazioni da un lato e dall'altro, abbiamo visto entrare Cutrupi e Gattarelli per la Fortitudo Pomezia, entrano adesso anche Raubo e Tiaghigno. Dall'altra parte invece è già entrato Felipigno, è già entrato Trentin, pure Marco e Bavaresco. Allenatori che hanno già ruotato i 4 di movimento. Coach Tuoto che finalmente, dopo tante giornate in cui non ha potuto purtroppo agire di rotazioni causa infortuni, adesso si trova un roster abbondante a disposizione, complici anche gli acquisti della sessione invernale. Scelte, acquisti azzeccati, un roster importante, un roster profondo soprattutto e di alto livello, quindi ecco perché i risultati della Pirossigeno in questo momento stanno diventati positivi. Bavaresco, pallone per Felipigno, quindi Trentin, ancora Felipigno, torna da Del Ferraro, pallone lungo, lunghissimo, lascia scorrere Capitan Moliterno, ex portiere della nazionale
che è tornata a Pomezia, a casa sua, ormai 3 stagioni fa, e che rappresenta sicuramente una certezza per la formazione del patron Bizzaglia. E rimette in gioco proprio l'ex portiere della nazionale. Cerca e trova Raubo. Da questi a Cutropi, Tiaghigno, autore di un assist delizioso nel match contro l'Ital Service Pesaro. Pallone forte in questa circostanza per Raubo, che non riesce a controllare la sfera. Sarà rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza, che ha inserito anche Mateus sul terreno di gioco. Bavaresco da Trentin, la lascia lì per Mateus. Pallone dentro a cercare il tocco di Bavaresco sotto porta, che non arriva. Pericolosa ancora una volta la formazione di Tuoto, con Mateus che è imbucato per Bavaresco, il quale non ha toccato. Tiaghigno per Cutropi, pallone lungo a cercare Alano, allontana Marchio, quindi Moliterno, Gattarelli, Cutropi, Tiaghigno. Vedi, con l'uscita di Cabezza la Pirossigeno ha ricominciato a giocare senza pivot, il classico 4-0. Poco fa in fase di ripartenza c'era Mateus in posizione di pivot, mentre dall'altra parte standard il 3-1 da parte di mister Angelini. Il pivot in teoria sarebbe Trentin, ma è un falso pivot, gioca probabilmente in maniera più familiare da banda, sì, che da pivot. Hai detto bene, è il classico falso pivot, per caratteristiche fisiche può fare sia il 3-1 che il 4-0, e in questo caso hai visto, in fase di impostazione si trovava laterale e con Bavaresco in posizione di pivot. Ora torna nel suo ruolo naturale. Ad Avellino invece il gol di Felipigno nasce da una giocata da pivot puro di Trentin. Chiaramente questa versatilità dei giocatori a disposizione di Tuoto rende sicuramente la Pirossigeno Cosenza molto più imprevedibile. Ma assolutamente, assolutamente, ripeto, all'interno di una partita ci sono tante passa mini partite. Tiaghigno, chiude l'1-2, calcio deviazione di Marchio, poi Gattarelli, pallone che termina sul fondo, primo squillo della Fortitudo Pomezia. Si è messo in cattedra Tiaghigno, è salito in cattedra, ci ha provato il numero 10, vicino al gol la formazione di Angelini. Invio lungo quindi del Ferraro a cercare Cabeza, arriva la chiusura di Gattarelli. Chiaramente questo turno di campionato, questo infrasettimanale, si è aperto con il successo della Roma per 2-1 a Viterbo contro l'Active Network. Chiaramente vi aggiorneremo anche sui risultati che maturano sugli altri campi, perché si sta disputando in questo momento Meta Catania L84, sicuramente match di cartello di questa 13ª giornata del campionato di Serie A, ma chiaramente non è l'unico match in corso d'opera, perché si gioca anche a Treviso il derby tra la Came e la Vinum Italy Petrarca, e a Manfredonia il match tra Manfredonia e Napoli. Poi alle 20 ci sarà l'altro derby, quello campano, tra Benevento e Sporting Sala Consilina, e il match tra Ital Service Pesaro e De Così di Genzano. Chiude alle 20:30 un altro derby campano tra Feldi Eboli e Sandro Abate al Palasele. Torniamo in diretta con Cabeza che va da Mateus, ancora Cabeza a fronteggiare Dudu, si porta il pallone fuori, rimessa laterale per la Fortitudo. Per completare il discorso, i match in corso d'opera sono tutti fermi sullo 0-0, eccezione fatta per Meta Catania e l'84, che sono sempre in parità ma sul punteggio di 1-1, con i gol di Resce e Turmena. Tiaghigno, pallone verso Cutrupi, protegge la sfera Raubo, Marchio chiude in fallo laterale. Ha già rimesso in gioco la formazione di Angelini. Cutrupi, pallone per Dudu, chiusura di Mateus, l'ultimo tocco è del giocatore della nazionale italiana, rimessa laterale dunque per la Pirossigeno Cosenza. Torna in campo Bueno, torna in campo Ruggero Lopez, torna anche sul parquet Michelangelo. Ha tornato, pallone per Mateus, quindi Cabeza, controllo difettoso, protegge la sfera sfruttando anche il blocco del compagno. Mateus lungo a cercare Adornato, decisivo qui l'anticipo di Michelangelo, che mette il pallone in fallo laterale. Dentro Gabriel per Marchio. 7:24 sul cronometro, ancora a reti bianche il punteggio tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia.
Pallone fuori per Cabeza, controllo il destro, deviazione di Michelangelo, poi Cabeza, ancora Moliterno decisivo, vicino al gol la Pirossigeno Cosenza con il proprio pivot. Gabriel all'indietro del Ferraro, terzo incontro tra le due squadre, secondo al Pala Cosenza, dove l'anno scorso nel match di campionato vinsero i padroni di casa per 8-4. Al Pala Lavinium nel match d'andata invece finì 5-0 a favore della formazione pomentina. Pallone imbucato per Cabeza, intercetta Dudu, poi Mateus, ancora da Cabeza, controlla il destro, prova il pallonetto ma arriva la gran chiusura da parte di Lorenzo Bueno, ancora prima di Moliterno, fallo laterale. Devo dire che Mateus nelle ultime due azioni è stato un terminale importante, nel senso che ha dato due verticalizzazioni, una per Adornato e una per Cabeza, davvero belle e davvero importanti, dove si poteva ottenere qualcosa di più da parte della Pirossigeno probabilmente. Torniamo chiaramente al discorso di prima, l'imprevedibilità e l'alta qualità a disposizione di Leo Tuoto sicuramente permettono queste giocate, rendono possibili queste giocate. Qui Cabeza si impegna e mantiene giocabile un pallone non semplice, poi va da Gabriel, messo a terra irregolarmente da Dudu Alano che arriva in ritardo. Primo fallo anche per la Fortitudo, punizione da posizione invitante per i rossoblù. Entrano in campo Jefferson e Pedrigno. Anzi, Jefferson e Felipigno in questa circostanza, ma è pronto a rientrare chiaramente Pedrigno. Cabeza e Felipigno sul pallone, si allontana Felipigno, c'è Jefferson, Mateus, doppia deviazione, poi para Moliterno, schema simile al gol che abbiamo visto contro lo Sporting Sala Consilina. Qui però primo il difensore, poi Moliterno, determinanti, si salva la Fortitudo. Sempre pericolosi però su questa palla inattiva. Lo rivediamo adesso nel replay, Cabeza che va al limite da Mateus, doppia conclusione. E nel frattempo c'è un time out chiesto dalla Fortitudo Pomezia. Vuole parlare con i suoi mister Angelini, chiaramente perché negli ultimi minuti la Pirossigeno Cosenza è andata più volte vicino al gol. Sì, 8 minuti trascorsi in questo primo tempo, comunque una partita molto equilibrata. Ripeto, rispetto alle partite precedenti probabilmente sia un attimino sotto ritmo, ma nello stesso tempo questo ti fa capire quanto le due squadre si temano e si stiano rispettando. Allo stesso tempo è bello anche vedere partite del genere, proprio perché quando i due allenatori giocano a scacchi vuol dire che effettivamente si temono, si rispettano e soprattutto che la posta in palio è alta. Rientrano in campo dopo il time out Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia. Si ripartirà con la rimessa laterale a favore della formazione in completo bianco. Alano per Ruggero Lopez, poi Bueno anticipato molto bene da Jefferson. Pedrigno prova a far ripartire il contropiede, l'ultimo tocco è il suo, rimessa a favore della Fortitudo. Dudu, serve Bueno, poi Ruggero Lopez, spalla alla porta, protegge sulla pressione di Gabriel. Ancora Bueno, punta in banda Pedrigno e passa molto bene. Bueno recupera la posizione Pedrigno che trova la deviazione, corner a favore della Fortitudo, qui pericolosa con Bueno. Pallone fuori ancora per Bueno, grande conclusione dell'ex giocatore del Mantova che si è coordinato alla perfezione, non trovando però la deviazione di Dudu sul secondo palo. L'azione precedente hai visto Michelangelo è scivolato sulla prima linea insieme al pivot creando una situazione di 2-2. Paradossalmente c'è stato l'uno contro uno in banda che ha creato la superiorità numerica ed è stata pericolosa il Pomezia. Michelangelo col mancino cerca un compagno sul secondo palo, Ruggero Lopez era troppo arretrato per tagliare, pallone impreciso, si riprenderà con la rimessa in gioco da parte della formazione di Tuoto.
Stiamo notando comunque sempre più spesso, vediamo giocatori che riescono a fare anche con il piede debole un 1 contro 1 importante. Poco fa Bueno, hai visto, da mancino, lato destro, ha puntato dritto per dritto ed è andato a calciare col suo piede debole. Bueno, un altro giocatore alla Trentin, possiamo dire, un pivot ufficialmente, ma che ha molto più caratteristiche da laterale che da pivot. Sì, in questo momento sto notando un Pomezia che sta cercando di giocare tra le linee. È la seconda volta che cerca questa palla in diagonale per aprire il campo da banda a banda e 2 volte però che non si riesce a chiudere la giocata. Probabilmente anche loro cominciano a cercare qualcosa di più imprevedibile, anziché di rimanere sistematici con il 3-1. Qui del Ferraro sbaglia il controllo, regalando il possesso alla Fortitudo. Michelangelo verso Dudu Alano, quindi Lugero Lopez. In questo momento c'è un mismatch là. Ancora Dudu, Bueno a puntare Jefferson, converge verso il centro, poi torna all'ex giocatore del Muvo Lille, Michelangelo va sul destro, passa su Pedrigno, trova però l'intervento di Del Ferraro, determinante qui, gran giocata però da parte di Michelangelo. È stato un 1 contro 1 imponente, da fermo è riuscito a superare Pedrigno, bravo Del Ferraro. Attento sul proprio palo il portiere della Pirossigeno Cosenza, che torna titolare dopo diverse giornate per l'infortunio di Loconte, e sicuramente vorrà dimostrare tutto il suo valore, che chiaramente ha dimostrato negli anni. Dudu riceve e calcia, attento Del Ferraro sul primo palo, sarà corner per la Fortitudo. Gabriel allontana, poi Jefferson sulla seconda palla, occhio alla controtransizione, Jefferson va da Trentin che protegge molto bene il possesso, si gira in buca Moliterno e Michelangelo prima di Pedrigno, che poi recupera alla grande su Lugero Lopez, batti e ribatti che alla fine favorisce la Fortitudo Pomezia. Bueno subisce un calcio chiaramente involontario da parte di Pedrigno, sarà punizione per la Fortitudo, entra Bavaresco al posto del numero 30. Secondo fallo di squadra per la Pirossigeno Cosenza, uno ne ha commesso la Fortitudo, a dimostrazione del fatto che è una partita molto fluida, non spezzettata, dove però le due squadre stanno cercando di studiarsi al meglio. Sì, una partita pulita, una partita attenta, una partita diversa dalle altre, proprio per quello che abbiamo detto. Rispetto, voglia di superarsi, però nello stesso tempo mantenere gli equilibri, l'assetto tattico è fondamentale. Qui Gattarelli rientra in campo al posto di Dudu, Trentin non mantiene il pallone in campo, rimessa laterale per la Fortitudo. Cercato in profondità e trovato Lugero Lopez, tallonato da Gabriele Bavaresco, alla fine l'ultimo tocco è dell'ex giocatore del Napoli, rimessa laterale a favore della Fortitudo. Michelangelo alla conclusione non trova la deviazione di Jefferson e dello stesso avviso il direttore di gara, che assegna dunque la rimessa alla Pirossigeno Cosenza. Metà prima frazione trascorsa, 0-0 ancora il parziale, poche occasioni da gol, ma entrambe le formazioni sono molto attente a non concedere. Gattarelli qui con l'anticipo in bello stile, Lugero Lopez prova a girarsi ma Gabriel è attentissimo su di lui, poi conclusione di Gattarelli che trova attento Del Ferraro. Pallone lasciato subito per Jefferson, recupera Lugero Lopez, la sovrapposizione di Gattarelli, calcia debolmente Lugero Lopez, chiede scusa al proprio numero 4 che riprende la posizione difensiva. Gabriel in possesso, movimento incontro di Trentin che non arriva, quindi recupero della Fortitudo con Michelangelo che calcia col mancino, trova la deviazione di Gabriel e quindi sarà corner a favore della Fortitudo, che sta cercando di alzare i giri del motore. Dentro Felipigno, dall'altra parte invece dentro Cultrupi, dentro Tiaghigno e anche Michel Raubo. Tiaghigno in battuta, pallone per Gattarelli, ancora Tiaghigno a cercare l'imbucata, non trova sul secondo palo Raubo, anzi era Cultrupi, rimessa laterale a favore della formazione rossoblù. Si allarga Del Ferraro
che riceve adesso la Bavaresco, quindi Trentin incontro a prendersi la sfera, raddoppiato, torna saggiamente dal numero 10, Felipigno col contromovimento, riceve e va da Bavaresco, ancora Felipigno, parte sulla parallela Bavaresco che viene servito, sterzata, poi pallone per Rodrigo Trentin, suola per Gabriel Moliterno con la figura, grande azione però qui della Pirossigeno Cosenza. Bavaresco in buca per Trentin, suolata per Gabriel, destro che trova attento l'ex portiere della nazionale. Corner dunque a favore dei rossoblù, pallone imbucato a cercare Felipigno, poi Bavaresco in anticipo, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale a favore della Fortitudo, pericolosa però qui la Pirossigeno. Cutrupi da Tiaghigno, quindi Gattarelli serve nuovamente il 16, Tiaghigno, Raubo da Cutrupi, poi Gattarelli, Tiaghigno, Cutrupi cerca e trova Raubo, Tiaghigno prova a farsi largo sulla corsia mancina, è costretto a tornare da Raubo, Cutrupi, Tiaghigno libero di là Gattarelli, servito con calma la Fortitudo, non forza la giocata, qui rischia di perdere il pallone, salvato in extremis da Tiaghigno, poi Raubo è costretto ad allontanare, rientra Marchio per Gabriel. Come vedi l'inserimento di Raubo permette un sistema di gioco, di cambiare sistema di gioco da parte di mister Angelini, e di conseguenza sale l'intensità e il possesso palla è più lungo, ma nello stesso tempo più rapide sono le giocate, quindi cercano, passando da 3-1 a 4-0, naturalmente di non dare punti di riferimento alla Pirossigeno, anche perché Raubo è un giocatore fisicamente equiparabile a un pivot, ma tecnicamente molto molto più forte. Nel frattempo Bavaresco prova a rimbucare per Trentin, c'è l'anticipo di Gattarelli, non arriva sulla seconda palla Raubo, lascia scorrere Marchio direttamente. L'attenzione delle squadre è importante, si vede due squadre attente che cercano di evitare le transizioni, come in questo caso. Regolare qui l'intervento di Trentin, anzi falloso secondo il direttore di gara. Bavaresco aveva comunque sbattuto prima sul Moliterno e poi sul palo. Entra Cabeza per Trentin, entra Adornato per Bavaresco. Occasione qui per la Pirossigeno Cosenza, fermata però anzitempo dal direttore di gara, che segnala il terzo fallo dei rossoblù. Gioco che è ripreso, Cutrupi, Tiaghigno, Raubo, finisce a terra, fallo di Marchio. Adesso la Pirossigeno Cosenza però deve stare attenta. Entra Dudu per Gattarelli, una cosa che notavo mister, che Angelini ruota quasi contemporaneamente tutti i suoi giocatori, non mischia i giocatori del primo e del secondo quintetto, sembra avere due quintetti predefiniti. Anche questa è una scelta, lui evidentemente durante la settimana allena questi quartetti, di conseguenza hanno trovato un assetto tattico importante, degli equilibri importanti, e quindi ogni 3-4 minuti fa ruotare questi uomini. Quarto fallo dunque commesso dai rossoblù e punizione battuta dalla Fortitudo. Cutrupi verso Raubo, poi Tiaghigno, su di lui aggressivo, molto aggressivo Felipigno, costringe il portoghese a tornare da Raubo, quindi Alano, Tiaghigno, Cutrupi, Tiaghigno, nuovamente Dudu, che veste ormai da 3 anni la maglia della nazionale italiana. Tiaghigno dall'altra parte a cercare Cutrupi, che calcia col mancino, pallone che si impenna e termina alto sopra la traversa di Del Ferraro. Probabilmente voleva essere una sfera per Raubo, che non è riuscita ad arrivare, e quindi il taglio di Cutrupi. Involontariamente ha fatto un velo per il suo compagno, per Cutrupi, che poi tagliava chiaramente puntualissimo dall'altra parte. Ecco, quando una formazione è preparata tatticamente, anche queste giocate da un certo punto di vista involontarie possono uscire. Nel frattempo qui Cabeza a imbucare per Marchio, il quale non riesce però a rimettere in mezzo. Ma sì, le squadre di Ciccio Angelini sono squadre che amano giocare da banda a banda, in cambio di gioco repentino, come amano giocare, e gli uomini hanno le caratteristiche proprio per questo, fare gli uno contro uno continui sia da destra che da sinistra. Nel frattempo è finita a terra un giocatore della Pirossigeno Cosenza, se non vado errato è proprio Cabeza, colpito chiaramente in maniera del tutto involontaria da Restaino, da Cutrupi, pardon. Si chiariscono i due, possesso che torna alla Fortitudo. Ecco, probabilmente l'acquisizione
di Gianfranco Angelini per la Fortitudo Pomezia ha rappresentato quello step up in questa stagione che sta permettendo ai rossoblù di essere già in zona playoff a questo punto della stagione. Ricordiamo che nelle ultime due la formazione pomentina aveva avuto segnali di ripresa nella seconda metà del girone di ritorno, che poi non le hanno dato comunque modo di disputare la post season. Qui parata di Cabeza, anzi parata di Moliterno sulla conclusione di Cabeza e poi Felipigno sotto porta, calcio al lato, sarà fallo laterale, anzi rinvio dal fondo per la Fortitudo, ma qui occasionissima per i rossoblù con la conclusione di Cabeza e poi Felipigno che non è riuscito a fare 1-0. Ecco, la bellezza di queste partite sta anche nella continua imprevedibilità con la quale poi possono nascere questo tipo di occasioni. Tiaghigno, Dudu, Raubo, Cutrupi. Gira la sfera il Pomezia, Cutrupi la perde sulla pressione di Adornato, poi è bravo e fortunato a recuperarla su Cabeza, aiutato ora da Moliterno che blocca e va da Tiaghigno. Quindi Dudu Alano cerca e trova Cutrupi, marchio in anticipo su Raubo, Tiaghigno per Dudu, insiste la Fortitudo, blocco cieco di Raubo, non si crea il mismatch, quindi Tiaghigno a puntare Adornato, serie di finte di Tiaghigno che è mancino, Adornato lo sa, lo tallona molto bene. Fase difensiva importante questa di Adornato. Si è vista la stessa giocata, prima Cutrupi e poi Tiaghigno hanno cercato di un 1 contro 1 in banda. Nel primo caso una difesa schierata ed un appoggio mancato da parte della Pomezia poteva mettere in difficoltà il Pomezia, perché essendo mancino Cutrupi ha cercato di accentrarsi sul lato forte e di conseguenza ha creato questa difficoltà per la sua squadra, ma è stato bravo a recuperare lui. Nel secondo caso bravissimo Adornato in fase difensiva, perfetto. Lancio di Del Ferraro qui con Moliterno che ha bloccato, fuori Cutrupi e Raubo, dentro nuovamente Bueno e Lugero Lopez con Dudu e Michelangelo. Si è ristabilito lo starting five per la formazione di Angelini. Marchio da Mateus, ancora Marchio, quindi Del Ferraro, Mateus verso Adornato, sterza molto bene su Bueno. Stavo notando la fase difensiva di Dudu e di Miguel dall'altra parte, mentre Miguel gioca molto più vicino a pari de Marchio, il capitano della Pirossigeno, e dall'altra parte si scagliona Dudu proprio per andare a fare l'intermedio tra le linee e lascia un paio di metri a Cabeza, che probabilmente, anzi sicuramente è fuori ruolo perché si trova 20 metri lontano dalla porta e quindi probabilmente considerato meno pericoloso, è incisivo. Chiaramente difesa ad hoc studiata da coach Angelini sulle caratteristiche tecniche dei giocatori della Pirossigeno Cosenza. Nel frattempo è tornato in campo anche Pedrigno e la Fortitudo ha commesso il secondo fallo poco fa con Bueno, anzi con Dudu Alano, che è intervenuto irregolarmente su Anderson Cabeza. Adornato lascia la battuta a Mateus, poi Adornato prova a girarsi, torna da Pedrigno, si fa vedere Marchio, servito, chiusura da parte di Dudu, la rimessa laterale sarà per la Pirossigeno Cosenza. Marchio da Pedrigno, converge verso il centro, poi serve Adornato, si fa vedere Mateus, servito, pallone impreciso qui per Marchio, c'è l'anticipo di Bueno che rimette subito in movimento Dudu Alano. Michelangelo, Bueno, pallone a cercare e trovare il Lugero Lopez, occhio al mismatch, palla per Michelangelo, conclusione col destro ribattuta da Del Ferraro, poi Mateus a mettere subito in movimento Marchio, quindi Adornato, Mateus in buca per Marchio, ancora chiusura attenta di Dudu Alano che poi scende in campo, Lugero Lopez, la parata di Del Ferraro determinante qui, pallone fuori per Bueno che controlla il calcio, sfera sul fondo, rinvio per la Pirossigeno Cosenza, pericolosa però qui la Fortitudo, lo rivediamo con Dudu Alano che ha servito Lugero Lopez, il quale col mancino di prima è andato a calciare, trovando attento Del Ferraro,
dentro Gabriel per marchio, dentro anche Trentino al posto di Adornato, pallone qui sprecato, rimessa Fortitudo, Gattarelli anche lui appena entrato per Michelangelo, quindi Bueno. Ecco, c'era stato precedentemente il mismatch tra Ruggero Lopez e Adornato, cosa fa Tuoto? Rimette in campo Gabriel. Poi conclusione qui da parte di Gattarelli, ribattuta, ci può essere la controtransizione, Matteus preferisce invece ragionare, va da Gabriel. Blocco di Trentin, Gabriel converge, poi va dal 7 che prova a saltare Moliterno, bravissimo qui l'ex portiere della nazionale che si distende con tutta la sua figura e quando sembrava ormai aver subito il dribbling da parte di Trentin ritrova il pallone, grande intervento quindi Moliterno. Poi Ruggero Lopez dall'altra parte si gira e calcia con deviazione di Gabriel. Una partita molto molto ragionata, i due tecnici sono stati bravi in settimana evidentemente a tirare in settimana fuori, relativamente, perché sì, poi ci sono stati 3 giorni per prepararla. 3 giorni, sì, ma evidentemente sono stati sufficienti per permettere di conoscere la forza e la criticità dell'avversario. Matteus qui prova a rilanciare, trova la deviazione di Michelangelo, poi costretto a mettere il pallone fuori. Sarebbe potuto essere un ottimo contropiede questo, ma qualora Michelangelo avesse controllato, poi invece sarebbe stata un'occasione ghiotta per il Pomezia. Ci tengo a fare i complimenti alle due squadre per la fase difensiva che hanno portato fino ad ora, perché tecnicamente sono due squadre davvero importanti, ci sono delle individualità importanti e sono state ridotte al lumicino sia da una parte che dall'altra. Non è scontato vedere una fase difensiva del genere quando hai una disponibilità tecnica così elevata. Beh, abbiamo in campo due tecnici che da questo punto di vista sono maniacali per la fase difensiva, quindi voglio dire, conosco bene sia mister Tuoto che mister Angelini, ti confermo che sto vedendo in campo quelle che sono le caratteristiche e quella che è la tempra dei due tecnici. Qui nel frattempo Pedrigno prova a portare palla per la controtransizione, passa sull'out, irregolare l'intervento secondo il direttore di gara. È primo giallo del match per Gattarelli, fallo di mani del numero 4. Tra l'altro, piccola curiosità, ad accomunare i due tecnici c'è anche una carriera, chiaramente con fama differente nel mondo del calcio a 5, ma una carriera nello stesso ruolo, in porta. Sì, due portieri. Mister Angelini da 30 anni, forse anche di più, che in questo ambiente ha fatto prima da giocatore e poi da tecnico la storia, sta continuando a fare la storia. Mister Tuoto è il secondo anno di Serie A e sta dimostrando e sta confermando tutto il suo valore. Mister Tuoto ospite anche ieri nella puntata di Comfort Zone per quanto riguarda la testata di Calcio 5 Futsal Now, dove ha parlato un po' della stagione della sua Pirossigeno Cosenza, ha parlato anche della ripresa che stanno avendo i rossoblù e ha presentato questa partita come una partita complicatissima contro un avversario forte e organizzato, che è esattamente quello che stiamo vedendo in campo. Ma sì, perché è un crocevia tra quello che è stato e quello che potrà essere, nel senso che la Pirossigeno viene da 2 vittorie consecutive, gioca in casa questo turno infrasettimanale contro il Pomezia, che fare 3 punti oggi sarebbe determinante, proprio perché poi andrai ad affrontare nelle successive 3 partite andrei ad affrontare L84 a Torino, Dinamo Italy in casa e poi Napoli in casa, Padova in casa e Napoli in casa, quindi comunque siamo nella classica fase, come dicevi tu, quella per la serie facciamo più punti possibili e vediamo che cosa succede da qui alla fine del girone d'andata e dove ci riusciamo effettivamente ad assestare. A bocce ferme, senza la classifica davanti in questo momento. Sono 2 squadre da playoff. Bravo. Senza se e senza ma. Non che non lo siano quelle che si trovano attualmente in zona playoff, per carità. A testimonianza del fatto che la Serie A, ancora una volta lo ripetiamo, è un campionato super livellato. 1,39 all'intervallo, punizione per i rossoblù. Cabeza tocca per Jefferson. Poi Felipigno, deviazione di Dudu. Si cerca sempre lo stesso schema. In questo caso probabilmente Felipe, anziché calciare, poteva ancora continuare a girare su Matteus, che si era aperto dal lato opposto, con Cabeza che era andato sul secondo palo. Jefferson dentro per Cabeza, trova la deviazione da parte di un difensore pomentino, sarà ancora calcio d'angolo. Ecco, la situazione che spiegavi tu, mister, sarebbe il cosiddetto, utilizzando un linguaggio gestistico, extra pass,
che poi apre un tiro chiaramente più facile. Occhio qui al contropiede della Fortitudo con Michelangelo che controlla e calcia, pallone sul fondo, sprecone qui il numero 14 che avrebbe potuto servire Mentasti, il quale adesso lascia il campo a Ruggero Lopez. Si era venuta a creare una transizione positiva per Pomezia, un 2 contro 1 con Felipe che andava a chiudere a fare un contrasto indiretto proprio per evitare, per ridurre, per annullare questa superiorità numerica. Probabilmente, ma dico va bene così, Del Ferraro è rimasto tra i pali. Quando c'è una transizione, quando c'è questa superiorità numerica, per un portiere è più facile rimanere tra i pali anziché andare. Cabeza servito, va alla conclusione, spera sul fondo. Sì, giusto per concludere, va bene così, ottima la copertura da parte di Felipe, giusto la copertura, rimanere tra i pali per quanto riguarda Del Ferraro. Anche perché arriva dall'altra parte Mentasti, quindi chiaramente è anche giusto il posizionamento di Del Ferraro in questa situazione, con Felipigno che stava recuperando invece sul portatore di palla che era Michelangelo. E lì è stato bravissimo appunto Felipigno. Il Pomezia qui esce bene con un triangolo, calcio a Ruggero Lopez, praticamente Cantarelli toglie il gol del vantaggio al proprio compagno, contropiede Cabeza, deviazione di Michelangelo che poi converge, salta due avversari, ragiona. In questo caso Gattarelli si è sostituito ad un difensore della Pirossigeno, è andato a salvare questa palla qui giallo per Jefferson, sulla linea di porta. Vedi, in questo momento si sono venute a creare 2 o 3 transizioni che hanno in qualche maniera hanno creato cosa sta succedendo? Niente. C'è stata l'ammonizione nei confronti di Jefferson per il fallo adesso su Michelangelo. Quinto fallo per i rossoblù, mancano comunque 42 secondi all'intervallo, bisogna mantenere l'attenzione. Ecco, nell'unica, quello che ti dicevo prima, loro cercavano l'intermedio, di giocare con l'intermedio, di mettere l'uomo tra le linee, appena ci sono riusciti hanno creato nuovamente superiorità numerica. Quando lo fa Michelangelo sicuramente lo fa un giocatore dalle qualità eccelse. Tra l'altro l'unica circostanza in questo match dove uno dei due portieri è stato battuto, ci ha pensato Mentasti a evitare il gol dello 0-1, a togliere il gol dello 0-1, in questo caso a Ruggero Lopez. Jefferson protegge la rimessa, convinto fosse la sua. Qui invece il possesso è per la Fortitudo. Ultimi 37 secondi di prima frazione. Ammonito coach Tuoto per proteste. I fischi del Palacosenzia per la Fortitudo. Dudu verso Bueno. Gabriel su di lui, Bueno calcia, poi allontana Jefferson che trova la deviazione di Michelangelo. Possesso per la Pirossigeno Cosenza che dunque presumibilmente avrà l'ultimo pallone del primo tempo. Dentro Pedrigno per Marchio. Gabriel lo serve. Poi Cabeza protegge molto bene la sfera, tallonato da 2 uomini. Il fallo però è di Bueno secondo il direttore di gara, mentre Dudu invece protestava per un tocco di mani dell'ex pivot del Xavier Testamanto, ma tra l'altro compagni di squadra i due con la maglia bianca. Il tocco di mano che c'è stato, ma era un tocco in caduta, quindi l'arbitro aveva già il fischietto in bocca, quindi Dudu invece non voleva il fallo, semmai il fallo di mano di Cabeza. Chiarimenti tra Bueno e Cabeza. E se tu guardi il tabellone, fallo di mano di Cabeza portava al tiro libero. Esatto. 4 invece ne ha commessi la Fortitudo con questo. Dicevo, Bueno e Cabeza, abbiamo visto anche un bel siparietto con i due che si sono chiariti sorridendo, ex compagni con la maglia del Xavier Testamanto. Ma così deve essere, così deve essere. Sicuramente tanto rispetto e tanta correttezza in campo quest'oggi. Cabeza battere la punizione, cerca l'incrocio dei pali, pallone che termina alto. Moliterno non deve intervenire. Rimetterà invece dal fondo a 18 secondi e mezzo spaccati dal termine della prima frazione. Moliterno tocca corto per Dudu Alano, quindi Bueno, taglio di Dudu, si fa vedere Ruggero Lopez servito, poi Michelangelo, isolamento sul lato debole, converge verso il centro e calcio a Michelangelo, pallone che termina sul fondo. 2 secondi e 9 all'intervallo, presumibilmente Del Ferraro andrà a rinviare lungo. Invece tocca per Gabriel. Finisce qui un bellissimo primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia, 2 squadre
tatticamente e tecnicamente perfette, termina 0-0, una bella prima frazione. Da Cristian De Nicola è tutto, anche per mister Giuseppe Alfarano. A tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Fortitudo. A tra poco.
Torniamo in diretta, amici sportivi, dal Pala Cosenza per il secondo tempo di Piro Ossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia. 0-0 il parziale. Vediamo rapidamente i quintetti di partenza del Ferraro, Bavaresco, Felipigno, Marchio e Cabeza da un lato, Moliterno che qui interviene su Cabeza, Dudu Alano, Michelangelo, Bueno e Ruggero Lopez dall'altra parte. Chiaramente, come sempre, non sono solo. Bentornato anche a mister Giuseppe Alfarano. Grazie, ben Nel trovato. frattempo Cabeza recupera, prova a saltare Moliterno, pallonetto, salva Michelangelo. Decisivo qui l'intervento del portoghese, a un passo dall'1-0 la Piro Ossigeno Cosenza dopo 28 secondi di ripresa. Rimessa laterale che verrà battuta a Bavaresco, che alza di là per Cabeza, controlla la sfera, Michelangelo su di lui, prova a crearsi lo spazio per una conclusione che non c'è, raddoppia all'ora di Ruggero Lopez, guadagna una preziosissima rimessa laterale Anderson Cabeza. Felipigno in battuta, pallone all'indietro per Del Ferraro, che poi è costretto ad allontanare. Ti ridò parola, mister. Che partita, che secondo tempo ti aspetti? Guarda, se il buongiorno si vede dal mattino, voglio dire, aspettiamoci spettacolo. C'è stata subito una prima occasione da parte della Piro Ossigeno. Vediamo. Sarà sicuramente una partita ancora tattica, probabilmente basterà poco per renderla adrenalinica. Bueno, pallone per Michelangelo che cerca con questo lancio in profondità Ruggero Lopez, quindi Dudu Alano, Michelangelo, Bueno, ancora Ruggero Lopez, pallone per Bueno, grande anticipo di Felipigno, occhio alla controtransizione, impreciso passaggio per Bavaresco, quindi Ruggero Lopez esce alla grande del Ferraro, poi il palo di Bueno, non si sa come la Fortitudo non trova il gol del vantaggio. Ecco, occasione qui regalata involontariamente chiaramente dalla Piro Ossigeno Cosenza, con la Fortitudo che invece è andata a un passo al gol dell'1-0. Non è finita, ancora Dudu Alano, contro transizione, Bueno per Ruggero Lopez, il miracolo di Del Ferraro che salva ancora il rossoblù. Adesso Felipigno fermato da Michelangelo, Dudu per Moliterno, serve un minuto di tregua. Ruggero Lopez, pallone per Dudu, controllo e destro ancora Del Ferraro. Tripla occasione qui per la Fortitudo Pomezia, a un passo dal gol del vantaggio. Sono state quattro occasioni da gol in neanche 2 minuti. Secondo tempo che quindi si apre in maniera spettacolare. Ora Bueno che calcia, Marchio in chiusura, poi Cabeza. Però vedi, Angelini subito dopo le occasioni ha messo in campo Mentasti per dare un po' più di equilibrio, ha tolto Michelangelo, aveva in campo Michelangelo, Dudu e Bueno contemporaneamente. Dal punto di vista l'intervento di Dudu su Cabeza, punizione rossoblù. Entra Matteus per Bavaresco e Felipigno per Marchio, chiaramente per la battuta di questo calcio di punizione. Alessio Angelini, come dicevi bene anche tu, cerca equilibrio con chi se non con Giuseppe Mentasti. Che è stato protagonista di uno sfortunato autogol nel match contro l'Ital Service, a 2 secondi dall'intervallo, con Barichello che ha imbucato il pallone sul secondo palo, trovando la deviazione sfortunata del numero 5 subito dopo che Dudu aveva portato in vantaggio la Fortitudo con la punizione, che poi ha sbattuto sulla schiena di Ricordi. Qui calcia Jefferson, pallone ribattuto, poi Cabeza, stessa sorte, rimessa rossoblù. Dentro Marchio per Matteus nuovamente. Io credo che adesso serva anche un po' di calma a livello adrenalinico per entrambe le formazioni, perché abbiamo visto... È stato un attimo di difficoltà da parte della Piro Ossigeno con quelle 3 palle gol per il Pomezia. Mister Tuoto ha messo immediatamente, ha fatto alcuni cambi,
come vedi cambi continui, per le palle inattive ha sostituito, ha fatto entrare Mateus subito dopo. Ora ha messo Trentin in posizione di pivot, sì, nel suo ruolo naturale. E Bavaresco con, da laterale. Bavaresco da laterale, però come vedi c'è sempre molto equilibrio. Bavaresco, Jefferson e Marchio in campo per dare più equilibrio alla fase difensiva, quello che avevamo detto appunto nel primo tempo, e contrastare fisicamente il pivot del Pomezia, che è davvero fisicamente qualcosa di imponente. Bavaresco, pallone per Del Ferraro, scende in pressione proprio Ruggero Lopez, qui sfera rischiosa, Bavaresco se la cava alla grandissima. Poi Marchio in una posizione bravo anche insolita. Marchio in posizione di pivot a salire, recuperare palla, far rifiatare la squadra e scaricare nuovamente. Ora Trentin, ragiona, palla al piede, va da Jefferson. Bavaresco, spalla alla porta, Dudu su di lui, servito Trentin. Possibile mismatch con Mentasti. Arriva Marchio, Trentin converge, poi lascia lì per Jefferson, quindi imbucata per Bavaresco, chiude la retroguardia Momentina, non è finita la ripartenza di Bueno, chiusura da parte di Jefferson, non c'è un attimo di tregua, chiede scusa Bavaresco per il colpo rifilato involontariamente chiaramente a Bueno. Ora esce dal campo Ruggero Lopez, rientra Raubo e al posto di Dudu rientra Cutrupi. Quindi cambia anche Gianfranco Angelini. Sì, cambia, ha messo in campo Raubo, che come dicevamo prima è un pivot che però può giocare anche dalla grande. In questo caso si è sistemato in profondo per, appunto, per dare profondità alla squadra. Vediamo un attimino, vedi, sale subito a fare alla grande, gioca tra le linee. Qui 1-2 e crea sia l'imprevedibilità, quella che dicevi tu nel primo tempo, che la superiorità numerica in una porzione di campo molto ridotta. Rientra anche Tiaghigno per Bueno, mi stavo chiedendo quando sarebbe rientrato il portoghese. Ti do un dato, su 21 giocatori in movimento 20 hanno toccato il campo. L'unico che non è ancora entrato è Decio Restaino per quanto riguarda la Pirossigeno Cosenza, e inoltre chiaramente questo significa che gli unici 3 che non hanno giocato sono, anzi gli unici 2 sono Restaino e il secondo portiere Pomentino Gattarelli. E questo significa che per fare la Serie A ci vuole un roster importante, per fare la Serie A ci vuole un roster Pedrigno va da Trentin, converge e calcia, Moliterno a respingere col piede, non è finita, Jefferson chiuso la Mentasti, occhio alla controtransizione, Raubo pallone per Cutrupi, c'è Tiaghigno sul secondo palo, calcia Cutrupi, blocca Del Ferraro, non c'è un attimo di tregua. Sì, bisogna stare un po' più accorti su queste situazioni. Jefferson ha provato un 1 contro 1, però la difesa avversaria era già schierata e non c'era la copertura, non c'era lo scarico facile da parte dell'opposto. Quindi in quel caso probabilmente è il caso di temporeggiare e di ricominciare a giocare. Cutrupi, pallone per Tiaghigno che vuole puntare Trentin, si torna dietro da Cutrupi, orienta, non c'è lo spazio per calciare, quindi Tiaghigno ancora da Mentasti. Pedrigno aggressivo sul numero 5, si torna da Francesco Moliterno, decisivo anche nella prima frazione in un paio di circostanze. Qui Gabriel in anticipo su Raubo. Sì, in questo momento probabilmente Pedrigno su Mentasti potrebbe essere una carta vincente. Caratteristiche completamente diverse, Mentasti è molto più grande e macchinoso e potrebbe dar fastidio e creare un mismatch a favore della Pirossigeno. Raubo, proprio Mentasti a ricevere, quindi Tiaghigno, ancora Raubo, prova a girarsi, va da Mentasti, Cutrupi, pallone imbucato, allontana Rodrigo Trentin. Tiaghigno, pallone verso Raubo, ora Gattarelli da Cutrupi, quindi Raubo, di là c'è Tiaghigno, Gattarelli, Tiaghigno, ora Raubo, Tiaghigno, Gattarelli anticipato, poi Raubo arriva sulla seconda palla prima di Jefferson che comunque la recupera, poi finisce a terra. Falloso l'intervento di Raubo che chiede subito scusa, punizione per i rossoblù, secondo fallo per la Fortitudo. In tutto ciò sono già trascorsi 6 minuti. Ti voglio fare una domanda un po' scomoda. Qualora, chiaramente si parla di ipotesi, ma qualora questo risultato dovesse resistere fino al termine, secondo te chi dei due oserebbe provare a vincerla col portiere di movimento?
ma tu già stai andando No, oltre. Chiaramente è un'ipotesi. È una partita molto equilibrata. La variante si è vista già d'inizio secondo tempo, cioè c'è più verticalizzazione, c'è più attacco della profondità, c'è più rapidità nelle lettura delle giocate, e quindi di conseguenza si vengono a creare delle situazioni importanti. Io credo che proprio in virtù di questo sarebbe impossibile pensare ad un portiere in Sicuramente movimento. quello che mi viene da pensare in questo momento è che un punto a testa renderebbe entrambe le squadre scontente, probabilmente, per quello che dicevamo nel primo tempo, perché hanno degli obiettivi da raggiungere: continuare questo filotto di vittorie da pirossigeno e rimanere attaccati al treno dei playoff, anche se probabilmente il Pomezia, anche con un punto, comunque rimarrebbe ben saldo nella sua posizione. È anche vero che qualunque sia il risultato, poi chiaramente ci sono altri 13 minuti e 15 secondi da giocare, ma qualunque sia il risultato che maturerà al termine, una delle due, se non entrambe, usciranno scontente. Tiaghigno, pallone per Raubo, il recupero da parte della retroguardia rossoblù, quindi Gabriel porta palla dall'altra parte, vince rimpallo con Gattarelli, poi Moliterno recupera a terra. Tiaghigno, Gattarelli, lancio lungo, impreciso per Raubo, completando il discorso precedente. In questo momento sicuramente è il risultato giusto. Due squadre che per 28 minuti si stanno sfidando alla grande, però penso che in questo momento il risultato sia lo specchio della partita. Anche la classica partita dove il risultato più giusto sarebbero forse 3 punti per entrambi, ecco. Del Ferraro, pallone lungo, Trentina a controllare, si gira molto bene, va da Perigno, elastico in conclusione, la parata di Moliterno. Gran giocata qui da parte di Pedro Guedes, a un passo dall'1-0, è il primo gol con la maglia rossonera. Gesto tecnico davvero di livello. Prova a presentarsi così al pubblico di casa, adesso Lugero Lopez mantiene il pallone e calcia, sfera che è terminata sul fondo. In questo caso è stata una giocata importante anche da parte del pivot. Ci sono stati due rimorchi da parte di Michelangelo, da parte di Cutrupi, che hanno un attimino allargato le maglie difensive da parte della Pirossigeno, e quindi il pivot è riuscito a girare e calciare, per fortuna della Pirossigeno, a non inquadrare lo specchio della porta. Bueno entra al posto di Cutrupi, chiaramente sì, per caratteristiche cambia poco, mancino per mancino. Comunque devo dire che quando si vedono in campo giocatori come Dudu, Bueno e Michelangelo, sinceramente c'è un tasso tecnico davvero importante, ed è un piacere per tutti vederli giocare. Chiaramente è entrato in campo Dudu, nel frattempo Lugero Lopez controlla, prova a girarsi, Gabriel devia, Del Ferraro non evita il corner. Dicevo, è entrato in campo Michelangelo, è entrato in campo Dudu, è entrato in campo Lugero Lopez. La logica conseguenza era il rientro di Bueno, per ciò di cui abbiamo già parlato. Il quintetto, diciamo, ben studiato da parte di Angelini, anche collocato. Sono tre giocatori che per caratteristiche sono bravi tutti e tre nell'uno contro uno. Michelangelo, gran conclusione al volo. Ce l'ha Michelangelo questa calciata, anche nel primo tempo c'è stata una situazione del genere. Davvero palla pulita, palla calciata davvero bene. Dicevo, per caratteristiche sono tre giocatori che sanno fare l'uno contro uno, ma allo stesso tempo sono brevilini e attaccano bene la profondità. Ancora Michelangelo, deviazione di Gabriel. E il quartetto si completa appunto con il pivot, che dà appunto profondità e permette ai giocatori di verticalizzare in maniera molto come dire, molto pericolosa. Qui Dudu dentro per Lugero Lopez, pallone che non arriva a destinazione. Falloso qui l'intervento di Cabeza secondo il direttore di gara. Nel frattempo aggiornamento dagli altri campi, 2-2 tra Meta, Catania e delle 84, 2-1 del Napoli a Manfredonia con i gol di Borruta e Bavà. Ha accorciato Lucio per la formazione Sipontina. Qui Lugero Lopez controlla con il petto, Gabriel prova a intervenire ma non ci riesce, sfera che torna indietro da Moliterno. Pallone lungo, blocca Del Ferraro che poi rimette in gioco per Cabeza, occhio perché c'è un po' di spazio, calcia Cabeza, deviazione di Michelangelo. Questo è stato un assist importante da parte di Del Ferraro. Tutti si aspettavano profondità per Matteus, invece dall'altra parte si è proposto Cabeza. Ottima scelta da parte del portiere della Pirossigeno.
Calcio d'angolo che viene battuto in questo momento. Pallone dentro, trovata deviazione da parte di un giocatore pomentino, si trattava di Lorenzo Bueno. Pallone alzato per il mancino di Cabeza, spera che rimbalza sul parquet, poi trova la deviazione di Dudu Alano. Quasi metà della seconda frazione, 10:58 al termine, ancora 0-0 il punteggio. Comunque noto con piacere come i tecnici ormai si siano adattati e lavorino molto sulle palle inattive, che sono quelle poi che possono fare la differenza in partite equilibrate come questa. Ma io credo che in una partita così equilibrata il minimo errore possa veramente fare la differenza. Buono per Michelangelo, deviazione di Gabriel, pallone che termina sul fondo, rientra Marchio al suo posto, pronto a entrare tra poco anche tra l'altro Decio Restaino. Qui pallone che finisce in rete, chiaramente Moliterno ha rinviato con le mani. Del Ferraro attentissimo e intelligentissimo in questa lettura. Poi Mateus verso Tornato, quindi Marchio, pallone intercettato. Ecco, magari Decio Restaino è un giocatore che ha anche le qualità tecniche per stare in questa partita, ma l'equilibrio ha portato coach Tuoto forse a non metterlo in campo. Nel frattempo Mateus, pallone deviato. Poi durante la settimana è il mister che vede i suoi ragazzi lavorare e evidentemente in questo momento non ritiene necessario. Comunque le rotazioni, come hai detto tu, appunto, gli garantiscono determinati equilibri, però in questo momento sta entrando, vedo appunto Decio che sta per entrare in campo. Al posto di Mateus, non adesso però. Secondo fallo per la Pirossigeno Cosenza, punizione che verrà battuta da Dudu Alano. Michelangelo, pallone per Bueno, quindi Dudu, Lugero Lopez, chiusura, l'ultimo tocco è di Bueno, rimessa rossoblu. Eccolo Decio Restaino, tocca il suo primo pallone scambiando con Marchio, poi va del Ferraro, errore qui da parte del portiere rossoblu, quindi Michelangelo punta Marchio, poi pallone intercettato involontariamente da Dudu Alano che rallenta la ricezione di Bueno, quindi ha tornato, riesce a chiudere. Bueno da Lugero Lopez, Marchio su di lui, poi Dudu arriva e calcia, pallone che termina di poco alto, senza deviazione. Hai visto? Palla scaricata sul pivot, inserimento tra le linee, l'opposto che va a calciare dritto per dritto, azione pericolosa da parte del Pomezia. Qui del Ferraro non riesce a trovare Cabeza, pallone che è tornato alla formazione ospite. Michelangelo verso Dudu, quindi Bueno. Michelangelo, Bueno, ancora Michelangelo, scambiano i due, imbucato a cercare Lugero Lopez, gran lavoro qui da parte di Paride Marchio che mette a terra Lugero Lopez, chiaramente involontariamente, chiede scusa, lo aiuta a rialzarsi, lo abbraccia pure, gesto di grande fair play tra due squadre che stanno dimostrando comunque una correttezza encomiabile. Sì, nonostante il primo tempo si sia concluso 5-4, è una partita molto ma molto corretta. Due squadre che si vogliono superare ma rimanendo sempre nella lealtà sportiva, che è quella qui che Cabeza controlla, il fallo è suo ai danni di Dudu, terzo fallo per il rossoblu. È il secondo fallo che viene fischiato a Cabeza in una situazione simile, sempre contro Dudu. Sì, probabilmente, evidentemente il metro adottato è quello di non vogliono vedere le maglie tirate, non vogliono vedere appoggi, evidentemente. Michelangelo, 8:50 alla sirena, 0-0 ancora il punteggio. Bueno per Moliterno, lungo a cercare Lugero Lopez che controlla molto bene sulla pressione di Marchio, il quale però gli rende impossibile uno scarico. Quindi Bueno sulla parallela a cercare di trovare Michelangelo, conclusione con la deviazione di Restaino. Sarà corner per il direttore di gara. Dentro Cutruppi per Michelangelo. Ecco, questa deviazione non me la spiego. Sì, evidentemente l'arbitro era lì vicino ed ha visto questa deviazione. Bueno fuori per Dudu, conclusione masticata da parte dell'ex giocatore del Movo Lille.
chiude Marchio in fallo laterale. Possesso ancora per la formazione di Angelini. Bueno dietro da Dudu. Cutrupi libero sull'otto di sinistra. Dudu guarda Ruggero Lopez, poi serve il 16. In partenza l'ex giocatore di Olympus Roma e Toris Lido di Ostia. Bueno per Dudu, ancora Bueno, servito Cutrupi nuovamente. Serve ancora Ruggero Lopez che controlla, poi recupero di rossoblu con Marchio che si sovrappone a Cabeza, il quale riesce solo per un attimo ad andare dal compagno. Poi l'ultimo tocco è di Dudu, non secondo il direttore di gara. Questa mi sembra obiettivamente una scelta scellerata. Ultime due chiamate molto dubbie da parte del direttore di gara. Rientrano in campo comunque Gattarelli e Tiaghigno per quanto riguarda la formazione Pomentina. Ovviamente c'è anche Raubo, oltre al già citato Cutrupi. Riceve proprio ora Raubo, quindi Tiaghigno dall'alto della sua qualità vuole puntare Cabeza, passa molto bene Tiaghigno, falloso qui l'intervento dell'88. Quarto fallo della Pirossigeno. Qua c'è un bel rischio, continui cambi anche dall'altro. 7 minuti e 46, quarto fallo della Pirossigeno. Nel frattempo vedo che si calcio sbloccano. Di punizione, come vedi rientrano immediatamente in campo Michelangelo, Bueno e Dudu. Vedo che si sbloccano partite. Diamo qualche aggiornamento. 3-1 del Napoli a Manfredonia, 2-2 tra Meta Catania nell'84, 0-0 in Came Treviso Petrarca e Pirossigeno Pomezia. Appunto nel frattempo c'è un ammonito sulla panchina pomentina. Si tratta di Nicola Cutrignelli. 0-0 ancora anche tra Benevento e Sala Consilina e tra Ital Service Pesaro e De Cositi Genzano. Partite però queste ultime due iniziate alle ore 20. Bueno a battere il calcio di punizione per Dudu, deviazione di Jefferson, poi Michelangelo lascia rimbalzare il pallone, arriva prima di Bavaresco, si va da Dudu, pronti a rientrare Tiaghigno, Gattarelli e Cutrupi. Raubo tallonato da Marchio, di nuovo indietro da Dudu, dentro Cutrupi per Michelangelo, poi Bueno, ancora Dudu, cerca di trovare Raubo. Bueno punta sull'out di destra, passa molto bene su Anderson Cabeza che in questo momento è l'anello debole della retroguardia rosso-blu, e qui c'è una grandissima giocata da parte di Lorenzo Bueno che porta in vantaggio la Fortitudo Pomezia saltando prima Cabeza e poi Del Ferraro. Si sblocca il match con la giocata individuale di un grande giocatore. 1-0 a favore della Pirossigeno Cosenza, segna Bueno. Sì, è stata una giocata importante quella fatta da Bueno, un 1 contro 1 a superare il giocatore della Pirossigeno per poi affrontare Del Ferraro ed essere freddo e cinico, comunque freddo e cinico a continuare il gesto tecnico, suolare verso la linea di fondo per poi superare Del Ferraro e mettere la palla dentro in libertà. Grande giocata qui di Bueno che porta in vantaggio la Fortitudo. Vedremo la reazione dei rossoblù. Del Ferraro va da Bavaresco sulla pressione di Cutrupi, poi Jefferson, ancora Bavaresco, mancano 7 minuti, chiaramente c'è il tempo per recuperare questo gol, ma si è rotto l'equilibrio. L'ultimo tocco qui di un giocatore pomentino. Bavaresco a battere la rimessa laterale, quindi Trentin. Marchio verso Del Ferraro che porta di là la sfera, poi sbaglia. Rientra Gabriel per Marchio. Cutrupi da Tiaghigno. Ora Gattarelli, Cutrupi. Gattarelli per Tiaghigno. Gattarelli dietro da Moliterno. Pallone lungo, impreciso, sarà fallo laterale per i rossoblù. Qui Trentin non controlla. Adesso non bisogna perdere la testa, ci sono 6 minuti e 07 ancora alla fine della partita, bisogna mantenere la calma. Nel frattempo ti dico che l'Ital Service è andato in vantaggio contro le Cositi Genzano con il gol dell'ex Matteus Barichello.
Risultato questo è un risultato importante per... che sicuramente non fa piacere ai rossoblù. Moliterno non può toccarla, chiaramente deve concedere corner. È rientrato anche Pedrigno, è rientrato Trentin, insieme a lui Gabriele Jefferson per i rossoblù. Dall'altra parte il cosiddetto secondo quintetto in campo. Pallone fuori per Trentin, quindi Pedrigno, poi Jefferson tallonato sull'ultimo tocco della Fortitudo alla rimessa. No, era nostra, oh! Ma che sta facendo questo? Era nostra, arbitro! Gattarelli, pallone per Tiaghigno, quindi Cotrupi, poi Raubo. Gattarelli calcia da lontanissimo, trova la deviazione di Jefferson. Proteste sulla panchina rossoblù. Tiaghigno tocca per Gattarelli, poi Tiaghigno, quindi Cotrupi. Tiaghigno, Raubo, ancora dietro Tiaghigno. C'è Gattarelli di là. Poi Moliterno, pallone lungo, non può arrivare Cotrupi, blocca del Ferraro. Servito a Jefferson. Elastico, poi si va da Gabriel, subito il fallo qua da Jefferson. A commetterlo è stato Raubo. Terzo fallo per la Fortitudo, scintilla qui tra Gabriel e Tiaghigno. Jefferson da Pedrigno, quindi Gabriel. Ora Jefferson, Trentin riceve, finisce a terra, falloso anche l'intervento di Gattarelli e in un lampo i falli tornano in parità, 4-4. Pedrigno a battere il calcio di punizione, 5 minuti esatti alla sirena, 0-1 il punteggio al Pala Cosenza, con la Fortitudo avanti grazie all'Eurogol di Lorenzo Bueno. E time out chiesto da coach Tuoto. Ne approfittiamo per dirvi che il Napoli è 4-1 avanti a Manfredoni e l'Ecositi ha pareggiato col Digital Service con il gol di Micheletto. Mi verrebbe da chiederti, rispondi tu alla domanda che mi hai fatto nel primo tempo? No, te l'ho fatta inizio secondo tempo, ma comunque nonostante il punteggio si sia sbloccato non saprei darti una risposta. Non saprei darti una risposta perché si è sbloccato non su un errore ma sulla giocata del singolo. Quindi fondamentalmente è una partita talmente equilibrata che si potrebbe pareggiare anche così, si potrebbe pure vincere così, ma allo stesso tempo qualcosina in più. Coach Tuoto io credo che la rischierà. Tuoto di solito ha sempre utilizzato il quinto di movimento provandolo con Del Ferraro, quindi in questo caso non avrebbe necessità comunque di far entrare il power play. Però mi viene da pensare, sono d'accordo con te che 5 minuti sono tanti e per la Pirossigeno probabilmente è importante rimanere dentro il match, nel senso che non farsi portare fuori da eventuali proteste, da eventuali scontri con gli avversari, ma rimanere dentro il match, perché in 5 minuti è una partita che si può recuperare. Terminato il time out si riprende a giocare Pedrigno contro Bueno, pallone per Trentin che finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara, quindi Gabriel. Ora Felippigno può puntare, va da Trentin, ancora Felippigno col destro, Moliterno determinante. Gabriel scambia con Felippigno, quindi Pedrigno. Ora Felippigno, Trentin, Gabriel va alla conclusione col destro, ancora Moliterno attento sul primo palo. E invece è pronto Jefferson. Siamo Siamo sorpresi in questo caso.
però ci sta anche questo, sì, evidentemente la posta in palio è troppo alta e mister Tuoto ha deciso di giocare con il power play. Qui Gabriel, anzi Trentin salva la sfera ma concede il contropiede a Michelangelo, pallone che è terminato sul fondo. Del Ferraro rimettere in gioco per Pedrigno, chiaramente pressione alta della Fortitudo per non permettere l'inserimento del portiere di movimento. Pedrigno va da Gabriel, ancora Pedrigno, c'è Felippino lì, Trentino la vorrebbe in profondità, Felippino prova ad andare da lui, difende molto molto bene Dudu Alano, che lascia scorrere per Moliterno, quindi Bueno a terra, regolare l'intervento di Pedrigno, poi Bueno mette in fallo laterale. Adesso sì, che entra Jefferson per Del Ferraro ed entrano Bavaresco, Mateus e Anderson Cabeza, Trentin insieme a loro. Power play per i rossoblù. Power play, noto che c'è Mentasti in posizione di pivot in questo rombo difensivo. Probabilmente perché è il giocatore difensivamente più intelligente, mi permetterei da dire, ma allo stesso tempo meno mobile, quindi Angelini non vuole tenere un giocatore così statico in posizione di ultimo. Sì, perché anche il ritmo della partita comunque è aumentato e di conseguenza giocare con un pivot puro, probabilmente forte fisicamente ma lento nella corsa, potrebbe mettere in difficoltà il Pomezia in questo momento. Bello di Cabeza per Trentin, Bavaresco in gestione, Jefferson e Cabeza in prima linea, scambiano i due, Cabeza converge verso il centro, poi va da Mateus, aveva tagliato Bavaresco, ora gestisce Jefferson, Cabeza, 3:20 alla sirena, Jefferson per Trentin, Jefferson, Cabeza, Trentin per Bavaresco, rotazione completa, poi Dudu recupero di Trentin al limite che calcia, deviazione di Mentasti con la mano secondo il direttore di gara, da capire se sarà punizione o rigore. Quinto fallo nel frattempo per la Fortitudo, chiaramente è rigore a favore della Pirossigeno Cosenza. È quinto fallo. È quinto della Fortitudo, come ho detto poco fa. Sliding door del match. Entra Alessio Gattarelli, classe 2004 per parare di rigore. Entra Alessio Gattarelli al posto di Moliterno. Cabeza? Non lo so. Sì. Si prende a lui questa responsabilità. Anderson Cabeza contro Alessio Gattarelli. È un momento cruciale in questa partita. Cabeza contro Gattarelli. Parte Anderson Cabeza sotto le gambe di Gattarelli, ha pareggiato la Pirossigeno Cosenza con il gol del proprio bomber, che si è preso la responsabilità, che si è caricato la squadra sulle spalle e che ha fatto 1-1 a 3 dalla sirena. Anderson Cabeza riporta tutto in parità. E ora entra Trentino al suo posto. Adesso diventa interessante perché comunque 3-0-4, le due squadre probabilmente cercheranno di superarsi. Time out di Angelini e posso riproporti la domanda di prima. E chiudo il discorso dicendo che c'è una situazione falli, 4 per la Pirossigeno, 5 per il Pomezia. Quindi da questo punto di vista sì, possono giocare ma non devono giocare forti per come hanno giocato fino adesso. E paradossalmente alla Pirossigeno conviene forse meno fare il power play? Proprio perché il Pomezia è 5 falli? Sì, in questi casi la squadra che deve attaccare con l'avversario che con 5 falli preferisce creare degli 1 contro 1 proprio per cercare di portare l'avversario per andare. Ma sto notando intanto che Raubo mette la maglia del quinto di movimento. Raubo mette la maglia gialla. Angelini vuole vincerla. Angelini vuole vincerla e probabilmente anche il discorso legato ai falli potrebbe essere una motivazione, un motivo valido per questo inserimento del power play. E ti dico di più, vuole vincerla perché, visto il pareggio che sta maturando tra Came Treviso e Vinumitali Petrarca, con una vittoria alla Fortitudo avrebbe 4 punti di margine
su 6 disponibili fino al termine del girone d'andata, 90% sarebbe in Coppa Italia. Probabilmente questo è il ragionamento che sta facendo. Sì. Ora come ora il signor Gianfranco Angelini. Ma allora, il mister in campo Michelangelo non ha contezza su quelli che sono i risultati degli avversari, a meno che non ci sia qualcuno lì col telefonino però vuole che glieli dia. vincerla. E l'obiettivo suo è quello di provare a vincere la partita. Probabilmente è fondamentale anche il discorso dei 5 falli a 3 minuti dalla fine. Esatto. Michelangelo con la maglia gialla in seconda linea insieme a Bueno, Ruggero Lopez e Raubo in prima linea con Dudu a impostare, anche se sembra voler adottare la piramide spagnola. Sì, almeno così sembrerebbe. Anche se il pivot Lopez, vedi, sale e gioca tra le linee. Probabilmente, secondo me, vuole far velo per far giocare Bueno sul piede forte. Sul piede forte, sì. Dudu per Bueno, ancora Dudu, 2,26. Raubo, Dudu, Bueno. Il lato forte è da Michelangelo in questo momento. Chiaramente, eccolo servito Michelangelo, che va da Raubo, Bueno. Difende con Jefferson, Trentin, Gabriele Bavaresco, la Pirossigeno Cosenza. Sì, Dudu per Raubo che vela, Michelangelo, ancora abbastanza accorta la difesa della Pirossigeno, perché comunque Dudu gioca quasi sulla linea del centrocampo, quindi questo annulla la pericolosità del 30 del Pomezia. Bueno torna da Dudu, 1,50. C'è uno scontro là tra Lopez e Bavaresco, esatto. Bavaresco, che è qualcosa di impressionante a livello di fisicità. Raubo, pallone per Dudu, 100 secondi alla sirena. Ruggero Lopez vela, Del Ferraro recupera, non c'è Moliterno in porta, Jefferson recupera, c'è Michelangelo tra i pali, Jefferson tallonato da Ruggero Lopez, poi Michelangelo deve uscire, la fortitudo e non è semplice. Bueno, pallone per Raubo, occhio alla superiorità, dall'altra parte Ruggero Lopez, Del Ferraro, poi Gabriel a chiudere in corner. E invece è uscita bene il Pomezia da questa pressione da parte di Pirossigeno, è uscita molto bene. Continua con il quinto di movimento mister Angelini. Marchio dentro per Jefferson nel frattempo. Probabilmente se quella sfera fosse finita sui piedi di un giocatore un po' più veloce di Jefferson, probabilmente staremmo parlando d'altro, sì. Ma concentriamoci sul presente. 1,17, 1-1, Fortitudo con il power play. Dudu in possesso, Raubo, pallone per Dudu. In questo caso Raubo e Lopez. Recupero di Bavaresco che per calcio verso la porta. Determinante Dudu, perché la sfera probabilmente sarebbe terminata in porta. Fondamentale l'intervento di Dudu. Ed entra Matteus con la maglia del power play. Ci prova anche la Pirossigeno Cosenza. È una partita sensazionale, mister. Questo come dire, chapeau ai due tecnici che fino alla fine cercano di superarsi in una partita Michelangelo si toglie al volo la maglia gialla ed entra come giocatore di movimento. Sì, perché comunque abbiamo già visto che loro continuano con Mentasti in posizioni di pivot. Evidentemente l'inferiorità numerica, questo quartetto dà molto equilibrio a mister Angelini. Raubo si mette la maglia gialla nel frattempo, ultimo minuto di gioco. Matteus per Jefferson, pallone verso Pedrigno, poi Jefferson, Cabeza, 52, Jefferson, Pedrigno, non va da Matteus, preferisce andare da Cabeza che non riesce a convergere, Pedrigno, poi Jefferson, Cabeza, Trentin, protegge molto bene, finisce a terra, regolare l'intervento secondo il direttore di gara, rientra subito Del Ferraro. Ora Moliterno al rilancio lungo, pallone per Bueno che deve tenerla per permettere l'inserimento di Raubo, presta però la Pirossigeno Cosenza, 30 secondi, Michelangelo, Bueno, pallone per Michelangelo, perde il controllo, Pedrigno lascia scorrere, ultimo possesso, 24-4, è un possesso cestistico e la Pirossigeno Cosenza se lo vuole giocare con il power play. E se lo gioca con Jefferson, Cabeza, Bavaresco, Matteus e Trentin. Ora Jefferson, pallone per Cabeza, 16 secondi, Bavaresco, Cabeza, blocco di Matteus su Mentasti, Cabeza serve a Jefferson, controlla e mancino, la chiusura di Michelangelo in corner, 8 secondi al termine. In questo caso aveva chiamato la giocata con un doppio blocco per permettere la calciata di Cabeza, invece di conseguenza si è aperto Jefferson. Bavaresco, poi pallone imbucato ancora a chiudere. Bravo Michelangelo anche in questo caso a chiudere, 6 a contrastare. 6 secondi spaccati. E come vedi può finire veramente in tutti i modi e mancano 6 secondi.
pallone fuori per Cabeza, destro, ribattuto di Mentasti, pallone che si avvia verso la porta, termina 1-1, un bellissimo match tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia al vantaggio di Bueno. Ha risposto Cabeza, ecco il discorso che facevamo prima, mister, probabilmente il risultato più giusto ma che scontenta entrambi. Sì, per quello che riguarda la classifica, per quanto riguarda la classifica sicuramente sì, perché in qualche modo c'è una frenata da entrambe le squadre, però voglio dire, tutto sommato è stata una partita equilibrata. Io come ti ho detto già a fine primo tempo, proprio perché è stata una partita equilibrata credo che sia il risultato più giusto, che di conseguenza probabilmente scontenta entrambe, ma non le taglia fuori da quello che è il loro obiettivo, il raggiungimento del loro obiettivo. Quindi Pomezia continuerà a lottare per questi playoff, per questo traguardo della Coppa Italia. Pirossigeno sa che comunque il campionato è lungo, che le partite sono diventate tutte delle finali e di conseguenza continuerà. È una striscia positiva che continua, comunque 2 vittorie ed un pareggio, si può preparare tranquillamente per andare ad affrontare l'84 in trasferta. Comunque sono due squadre vive in entrambi i casi. Due squadre vive che hanno messo in scena una partita molto bella. Da Cristian De Nicolò è tutto, anche per mister Giuseppe Alfarano un saluto e una buona serata, ricordandovi il finale con cui Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia escono dal Pala Cosenza, termina 1-1. Una buona serata a tutti e buon futsal a tutti da Cristian De Nicolò e Giuseppe Alfarano. Grazie e buona serata a tutti e buon futsal a tutti.